Chi vincerà il girone della morte tra Liverpool e Napoli lo scopriremo questa sera ad Anfield. Gli uomini di Spalletti saranno di scena per agguantare addirittura il primato, o meglio per consolidarlo, visto che ad oggi è primo il Napoli e soltanto una sconfitta con 3 gol di scarto porterebbe i Reds a sopravanzare gli azzurri nella classifica del girone di Champions. Ad ogni modo, per entrambe le formazioni la classifica è blindata, la qualificazione è già raggiunta e quindi questa sera è chiaro che ci si può aspettare anche un po' di turnover da entrambe le squadre. Sarà infatti grazie ai collegamenti con Liverpool che potremmo aggiornarvi sulle ultime di formazione, ma non solo. Intanto vi ricordo le modalità attraverso le quali seguirci: il 79 del digitale terrestre per gli aficionados al vecchio segnale TV e YouTube per coloro i quali volessero anche interagire con la nostra trasmissione e porre tutte le domande che vorranno anche di natura personale ad Alessandro Marrazzo. Buongiorno Ale. Buongiorno. Su natura personale non la sapevi? No, mi sta in scaletta, guarda, natura personale. Natura personale, non ti sapevo, occupare spazio. Grazie ad Alessandro Marrazzo. Ovviamente scherziamo, per quanto la vita di Alessandro Marrazzo sia mirabolante, un giorno ci scriveremo un romanzo, un libro, però ad oggi dobbiamo parlare di Liverpool-Napoli. Che sfida sarà? Sarà una bella sfida, sono molto curioso, anche perché soprattutto dal punto di vista delle motivazioni, nel senso che visto che entrambe le squadre ormai hanno ottenuto il pass per gli ottavi, c'è quest'altra variabile sotto il quale voglio vedere come si comporterà il Napoli. Ma mi aspetto una bella sfida, stiamo parlando di due grandi squadre, non vedremo sicuramente il Liverpool dell'andata, anche perché ovviamente è lo scenario un altro, lo scenario dei sogni. Perché le inglesi sono così diverse quando giocano tra Inghilterra e nel resto del continente? L'aria, sono i terreni, sono gli stadi. Sono gli stadi che respirano storia, sono gli stadi. Ti vuoi sedere un po' più qua, Ale? Come? Ti vuoi sedere un po' più vicino a me? Non perché voglia mischiare l'aria. Sì, calciamo le 24 live, vedi, sta scritto qua alle mie spalle. Dove le vedrete così. Queste cose? Eccole qua, vedi, c'è le 24 live. Quindi, di qua. Perfetto. Vado bene. Dici. Okay. Parlavo degli stadi inglesi, sono probabilmente degli stadi stupendi, sia io che tu abbiamo avuto la fortuna di andarne a vedere qualcuno e la differenza si nota tra. E non parlo della quantità di gente che può contenere, parlo proprio del clima e della. Scusa, lo so, pure a me capita. Sono questi malanni un po' di stagione che fa freddo, fa caldo e ti becca alla gola. Noi vecchi, che un tempo andavamo in trasferta così, adesso stiamo qui nel calduccio nei nostri studi, eppure comunque si becca. Eppure si becca. Dicevo, no, il clima che si respira sicuramente lì, con la tifoseria a un metro dalla linea di fallo laterale, credo possa fare la differenza a livello emotivo, almeno per i calciatori. E allora andiamo anche ad anticipare quelli che saranno i temi di oggi. Non parleremo ovviamente soltanto di Liverpool-Napoli, nonostante sarà quella comunque la base della nostra trattazione, il nostro interesse. Volevo anche approfondire, per esempio, un'altra vicenda. Va così, la voce mia oggi è andata. Sembra un po' Barry White. Che volevo premettere, scusatemi per la voce, ma sono raffreddato. Siamo in due, perfettamente. Okay. Scippo Maia Kvaratskhelia, alla fine mi sembra che è stata restituita, giusto, se non sbaglio? A quanto ho capito no. Alla fine comunque non è stata restituita. No, perché la maglia non era bianca come quella che ha utilizzato. No, non ci credo. Hanno fatto il pack, cioè hanno sostituito. Hanno preso una maglia a resina di Kvaratskhelia e gliel'hanno portata. Che hanno fatto? Che fenomeno. Se la ride. Il nostro Biagio Barone, che andiamo ovviamente a ringraziare. Insomma, penso, ovviamente, da quello che ho letto velocemente questa mattina, non ho approfondito, ma dalla foto che ho visto, voglio dire, il Napoli ha giocato in maglia bianca, poi
dalla foto mi sembrava un colore scuro. L'attaccante ha lanciato una maglietta e l'ha presa uno del Napoli, ha detto Cruciani, un napoletano, ed è scappato. Penso sia sbagliato che un giocatore vada lì a regalare una maglietta perché si crea sempre una rissa. I calciatori dovrebbero darla direttamente al tifoso. In questo momento lanciare la maglietta di Kvaratskhelia è come lanciare 500 euro in mezzo alla gente. La maglietta di Kvara in campo in questo momento vale 500 euro. Se la butti in mezzo così è chiaro che si crea la rissa. Quindi il problema non è di chi in maniera fedifraga va ad appropriarsi dei 500 euro, è tutto normale. Cioè, come se io lascio cadere 500 euro, è normale che uno prende se li mette in tasca, no? Sì, È così, è quello il mondo, giusto? Ha inquadrato perfettamente dov'è l'assurdità di La questa questione è questa. affermazione. Sì. Poi, tra parentesi, Non andiamo a condannare il ladro, andiamo a condannare chi ha creato la situazione. Non andiamo a condannare la curva che esce, la gente è obbligata a uscire dalla curva, andiamo a criticare chi l'ha raccontata. Poi se non l'avete raccontata, magari se non la raccontaste non se ne parlerebbe. È distorto come pensiero, non è possibile. Sì, ma a parte, voglio dire, un calciatore, c'era un nutrito gruppo di georgiani e l'ha lanciata lì, quindi a un georgiano sarebbe, la scena è brutta, cioè, la scena è veramente brutta proprio da vedere, strappare una rissa, strappargli dalle mani e scappare. È davvero brutto, ma proprio da vedere una cosa del genere, come facevi riferimento a quello che è successo nella curva nord durante il match dell'Inter. Ma la questione però è sempre, secondo me, culturale, cioè non se dire che se butti 500 euro a terra si crea la calca o la rissa per prenderla, credo sia... e poi stiamo parlando di Cruciani, è uno che... Giustamente lo fa di mestiere. Lo fa di mestiere, provocatore. Pure hai ragione, siamo noi che ci caschiamo nelle provocazioni. Il soprannome dato alla Botka non mi sembra particolarmente provocatorio. Cinghialotto lo definisce affettuosamente Spalletti, che nello slovacco ha trovato l'evoluzione di Pizarro, scrive la Gazzetta dello Sport. Fino a ieri il regista preferito del toscano. E nessuno ha La mia evoluzione invece è ancora una volta quella di Neil Armstrong. Nessuno ha parlato di body shaming, nessuno è andato lì attenzione, cioè, si va a verificare. La mia era semplicemente una battuta, però di questi tempi ovviamente. Con il no, io ho detto Neil Armstrong, infatti il jazzista non era Neil Armstrong era l'astronauta. Tu chi il ciclista? Come si chiamava il jazzista? Louis Armstrong. Bravo, Ok. Louis Armstrong. Scusate, era da correggere. Ad ogni modo, Cinghialotto ti piace o non ti piace? Simpatico, ci sta. Ci sta per la conformazione fisica. Allora, se lo dici a qualcuno che si fa 0 partite, 0 minuti, magari un po' in sovrappeso, assume dei contorni magari un po' pesanti. Se lo dici a uno dei migliori centrocampisti di Serie A, ma lo puoi chiamare anche provincialotto, anche in Europa. Anche in Europa, giustamente anche in Europa, e quindi il Cinghialotto Lobotka ad oggi domina in Serie A. Questo lo possiamo assolutamente ribadire. Assolutamente sì. A Roma l'hai vista ieri? Che brutta. Mamma mia. Posso dire una cosa che per favore, primo piano su Alessandro Marrazzo. ti ringrazio. Non ho veramente, penso sia, io non sono uno che si appella tanto alle decisioni arbitrali, oppure capisco che si possa sbagliare. Quello che ho visto in questa giornata di campionato è veramente assurdo. Tra parentesi, anche ieri con la Roma c'è l'espulsione di Davidovic. Per me è assurda. Io non ho letto cosa... la Moviola, queste cose qui. Però, voglio dire, qui secondo me c'è un grave problema del fatto che gli arbitri non abbiano, credo, mai giocato a calcio. Perché la Roma ieri le avrebbe prese, secondo me, le avrebbe prese anche di gusto, voglio dire, con più, ovviamente il gioco zero, assolutamente zero. La Roma l'ha vinta, tra parentesi, grazie a un ragazzino Volpato che è entrato e ha fatto letteralmente la differenza, ma in una Roma in cui Mourinho ha detto ok, siamo uno in più, pareggiamo, tutti avanti, e cioè non c'era, la partita non c'era più, ovviamente il Verona non riusciva ad uscire dalla propria metà campo, con uno in meno.
però un'altra partita dove una decisione arbitrale è pesata secondo me parecchio sul risultato, una decisione secondo me assurda. Poi tenendo conto quello che è successo con Messias, un gol convalidato in maniera assurda, che non è andata a incidere sul risultato, e ci siamo. Un rigore non dato al Napoli, Solare, che non è inciso sul risultato, è ok. E ce ne sarebbe anche un altro che non ricordo, perché veramente sono stati tanti gli orrori arbitrali di questa. Per adesso diciamo non è inciso sulla corsa a scudetto, ecco, mettiamola così. Però credo si debba seriamente correre ai ripari, c'è qualcosa che veramente non va. È detto da me, tutti lo sanno, chiunque parlasse di complottismo, malafede, con me troverà sempre un muro, però c'è da porsi degli interrogativi a questo punto. Rafa Benitez, il tuo amico Rafa Benitez, ha commentato la gara sulle pagine del proprio sito, un articolo uscito praticamente anche sul Times, dove ha detto che il Liverpool, andiamo a schermo intero così possono leggere anche i nostri telespettatori da casa, Biagio, grazie mille. Liverpool ha bisogno di confidenza, Liverpool need confidence, sicurezza più che altro, e Napoli sembra, il Napoli ha l'aspetto dello sfidante, insomma così. Benitez, che ha allenato entrambe le squadre, guarda quello che potrebbe essere un pareggio, taglia e pareggio, giusto? Sì. Alessandro, se non vado errato, tu sei ispanofono, però chiaramente anche la lingua di Albione non ti fa difetto. Liverpool must beat Napoli almeno di 4 gol per arrivare al primo posto nel gruppo A, e la partita di Premier League contro il Tottenham è importante dopo i recenti risultati. Vabbè, mi sembra un articolo scritto ampiamente sul Liverpool. Vediamo cosa ha detto però per quanto riguarda il Napoli. Eccolo qui. Napoli were one of the first to show this with their 4-1. Ah, ok, chiaramente il Napoli è stata una squadra, mostrare ottime caratteristiche nel 4-1 dell'andata, hanno evitato, ecco vedi la considerazione tattica di Rafa come ci viene a essere interessante, hanno evitato la prima linea di pressing e causato problemi al Liverpool in quelle che erano solitamente aree di grande forza per quanto riguarda Klopp. Praticamente sta dicendo che Spalletti ha battuto Klopp sul suo campo, nel suo ambiente, diciamo è così. vero, quando Klopp dice il Napoli ha un po' copiato il mio stile di gioco, è vero, in realtà è il calcio che sta andando in quella direzione. Però molto si basa sul pressing. Se una squadra è dotata tecnicamente e riesce a uscire dal pressing, dopo la squadra che è andata a pressare è altissima e se trovi l'imbucata vai facilmente in porta. Segnaliamola ai ragazzi del sito. Ha detto il Napoli non è battuto ed è una delle squadre candidate a vincere la Champions League. Rafa Benitez. Beh, questo Napoli sì. Il problema. Vincere la Champions, sale? Sì, questo Napoli, questo di adesso, il problema della Champions è vedere come arrivi in determinate partite, cioè che periodo stai attraversando, come ci stai arrivando. Per esempio il Real Madrid ci ha abituato a fare magari dei gironi claudicanti, quando ha vinto, poi arrivava agli ottavi e diventava la macchina, la solita macchina da gol. Poi nella partita secca tutto può succedere, cioè ci sono troppe varianti. Però effettivamente per quello che è il valore assoluto della squadra, perché non azzardare a dire qualcosa del genere? Poi se lo dice Benitez, credo che qualcosa molto valga. Bene. Chiaro, anche perché mi è piaciuta molto l'analisi che ha fatto dal punto di vista tattico. Ha detto che il Liverpool, per avere la meglio del Napoli, deve riuscire a dare soluzioni a Fabinho. Fabinho is a player who needs solutions around him. Nel momento in cui si mette Fabinho nella scelta propria di dettare i tempi di gioco, di scegliere il gioco, allora si può mettere in difficoltà il Napoli. Ha detto non è come Thiago Alcantara che può passare a sinistra, destra, in fronte o dove vuole, perché può vedere tutto. Le soluzioni are having players around Fabinho in the right position so he can give them the ball. Praticamente predica grande movimento attorno a Fabinho affinché questi possa muovere il pallone, perché supportato. Magari Thiago Alcantara riesce a farlo girare senza particolari. Entrambi.
Sì? Secondo me proprio... Possiamo chiedere a Manuel Guardasole, non so se è Sì, già pronto, sì. non so se è già pronto, Non però so, tra un po' però lo chiederemo anche a contro Manuel il Leeds Guardasole. hanno giocato entrambi. Secondo me la formazione che schiererà contro il Napoli non sarà molto differente da quella che ha affrontato il Leeds, tra parentesi perdendo dopo, penso che è stata la prima sconfitta di Van Dijk in casa con il Liverpool, quella di domenica contro il Leeds, 1-2 veramente inaspettato. E Klopp ha schierato sia Thiago Alcantara che Fabinho, probabilmente cercando più soluzioni per l'uscita dal pressing. E vedremo se insomma il risultato non è stato soddisfacente. Non ho visto la partita, quindi non ti so dire della prestazione, però magari sai, avere più opportunità di giocatori che sanno gestire la palla per uscire dal pressing del Napoli potrebbe essere, secondo me, una Quindi soluzione. giustamente tu dici, visto che il Napoli pressa così bene, a questo punto evitare di andare particolarmente sulla fisicità, ma mettere Come se il palleggiatori Napoli in mettesse grado due di... Lobotka, Esatto. sostanzialmente. E magari rinuncia a qualcosa di fisico, però cerca di tenere più la palla. Con quale schema però? Perché lui dice che Klopp ha provato a risolvere i problemi passando dal 4-3-3 al 4-4-2 e di recente giocando addirittura col diamante, diciamo, col rombo, come diciamo noi in Italia, con Firmino alle spalle di Salah e Darwin Núñez. Sì, Potrebbe essere questa la chiave tattica per mettere in sì, difficoltà. sì, Allora, sì. praticamente i tre di centrocampo ci sono, sia per quanto riguarda il Liverpool, la differenza sarebbe la presenza di un trequartista che ultimamente stiamo vedendo poco nel mondo. che dovrebbe dare fastidio al Lobotka. regista. Sì. Quindi Klopp che accetta la sconfitta morale contro Spalletti, che mette il trequartista a dar fastidio Allora, sulla Lobotka. se Klopp già sta provando a cambiare modulo, significa che qualcosa Già ha capito che non già ha andava. capito. Nel senso che il calcio si evolve in maniera molto molto veloce. Paradossalmente vedi l'Atalanta che aveva fatto quasi cambiato il calcio arrivando quasi in semifinale di Champions League, stupendo veramente tutti perché era l'unica che giocava in quel modo. Adesso paradossalmente in parecchi giocano in maniera simile, soprattutto dal punto di vista del pressing e della fisicità. Chi è andato a cambiare il modo di giocare? Gasperini. Cioè Gasperini adesso è quasi... È italianissimo. Capisci? Quindi alla fine... Mi sento in Boris, è un po' troppo italiano sì, Gasperini, no, però è così. È così, Koopmeiners che lancia nello spazio e partono in contropiede con la velocità delle mezzali, Gli esterni. degli esterni. È qualcosa che non avevi mai visto a Gasperini. Gasperini segnava tantissimo con gli esterni, non arrivano gol dagli esterni, ma è arrivato quello di Attenborough che però, non segnava esatto, da secoli. E quindi questo vuol dire tanto, cioè paradossalmente quando evolvi e gli altri evolvono e trovano le contromisure, paradossalmente si tende a tornare indietro, si tende a tornare a quello che era il calcio di una volta. Sì, magari anche con qualche accorgimento capace di modernizzare un po' il tutto, però è vero, è come se fosse un po' corsi e ricorsi storici. Accanto all'innovazione, poi quando tutti magari trovano anche o un limite o un freno o delle contromisure a questa innovazione, giusto anche tornare dietro per sparigliare di nuovo le carte, insomma, e non dare punti di riferimento agli avversari. È quasi uno scherzo, ma se tu vedi la moda spesso è il nuovo e il vintage. Quindi alla fine... Signori, la cultura di Alessandro Marrazzo. La filosofia e la cultura di Alessandro Marrazzo. Chissà se i nostri Emanuele Bernardo e Manuel Guardasole riusciranno a pareggiare con tanta sapienza. Dubito, però possiamo concedere. Gliela diamo un'opportunità. Biagio, però dimmi se ci sono. No, anche oggi abbiamo delle difficoltà, non ci sono proprio, sono scomparsi. Signori, un appello, se vedete Emanuele Bernardo, Manuel Guardasole, ma a questo punto vuoi sapere che ti dico? Visto che abbiamo già Spalletti, iniziamo a sentire Spalletti. E se no poi ci accavaliamo con la scaletta ed è un peccato, ti trovi Ale? Sì, sei d'accordo? Sì, sì. Se i comandi tu. No, vabbè, però voglio sapere anche la tua opinione, se ti fa piacere. Io preferisco Manuel. Però se non c'è, okay, a questo punto giochiamoci Spalletti. Comunque non è male Spalletti, non è Manuel, però comunque Spalletti. Qualcosa di interessante la dice. A proposito di filosofia. A proposito di filosofia. E allora ascoltiamo le parole del tecnico azzurro Luciano Spalletti.
fra i tanti ottimi giocatori che ci sono in campo, domani sera avrei avuto anche il privilegio particolare di stare allenando adesso Kvaratskhelia e aver allenato a lungo anche Salah, no? Due esterni diversi per caratteristiche, però forse da un punto di vista di quello che danno alla squadra si somigliano un po' tatticamente, cioè quelli che possono sia saltare l'uomo che creare situazioni diverse in maniera appunto diversa, perché sono diversi. Sì, C'è sì. una similitudine secondo lei? Sì, si è dato un po' anche la risposta. Loro sono due calciatori che in modi diversi però riescono a fare queste giocate geniali, perché poi di questo si parla, di puoi giocare qualsiasi palla semplice tirata addosso e loro poi la riescono a trasformare in occasione per la squadra, perché hanno questa facilità di puntare l'avversario, di saltare l'avversario, questa facilità di accarezzare la palla mentre vanno a 2000 orari a fare un ribaltamento d'azione. Tutte e due sono molto convinti delle loro potenzialità nell'essere così semplici, così bravi ragazzi, nell'essere così disponibili ad aiutare sempre tutti, ed effettivamente sono due che ci possono mettere del suo domani sera. Repubblica. Eccomi, buonasera. Volevo chiederle un commento sui complimenti di Klopp, che ha detto che il Napoli sta giocando il miglior calcio d'Europa e che è un candidato per la finale. Allora, mi sembra di aver letto che lui ha detto anche che non pensano a vincere 4-0, che io penso che l'abbia detto seriamente. Se l'ha detto seriamente che non può vincere 4-0, se vuole ne parliamo, insomma, ecco. E poi però i complimenti eccessivi a volte servono a metterti lassù per poi poterne ascoltare il tonfo, mentre quando poi ci sono delle critiche, se fatte in maniera corretta, ci si trova sempre gli spunti per andare dentro e per migliorare, per vedere se effettivamente quello che è la critica è corretto oppure no. Se invece lo ha detto in maniera un po' differente, intanto lui ha fatto le ultime 2 finali di Champions, per cui è il più bravo di tutti in assoluto, lui e la sua squadra. E poi si accorgerà quando allenerà il Napoli che nessuno è fesso. Il mattino. Mi sembra chiaro da questa risposta che si aspetta, quindi ovviamente un Liverpool battagliero come sempre, che proverà a fare di tutto per portare a casa il risultato. Napoli che però insomma si presenta a questo impegno in grande condizione, l'ha confermato anche nell'ultimo match di campionato contro il Sassuolo. Ecco, ancora una volta le ribadiamo la stessa domanda: che si aspetta dalla sua squadra ecco, nel match di domani? Un'ennesima prova, un'ennesima risposta insomma, che si attende dalla sua squadra, e a livello di titolari, che insomma le dicevo sono tutti titolari. Domani ecco, cosa dovremmo aspettarci come novità di titolari rispetto all'ultima formazione? Di cambi intendo. Allora, intanto il Liverpool è una squadra in piena salute, perché non bisogna farsi ingannare da quello che è stato il risultato anche dell'ultima partita, perché io l'ho vista tutta e bene, e ho visto anche quelle precedenti, ultime. Io il Liverpool lo trovo
in perfetta condizione, lo trovo il Liverpool di sempre. Poi è chiaro che se sbagliano 10 gol davanti al portiere, come è avvenuto nell'ultima partita, e per casualità gli gira storto tutti gli episodi, allora può andare ad essere messo in discussione un risultato. Però dai miei calciatori domani sera, o perlomeno io ai miei calciatori, permetterò e sarò disponibile affinché perdano ogni pallone, qualsiasi pallone poi gli capiterà di perdere, ma non sarò permissivo sul fatto di non giocare i palloni che gli capiteranno dai piedi. Loro dovranno fare la partita in maniera corretta, in maniera tranquilla, da un punto di vista di intenzioni, di potersi giocare il risultato, e poi naturalmente ci sarà dei momenti che noi dovremo essere bravi a sopportare quella che sarà la loro qualità e la loro velocità nel proporre calcio. Anche questo fatto di andare da una parte all'altra dove ti portano a sbandare, però poi ogni qualvolta sarà riconquistata la palla voglio vedere le stesse intenzioni, perché questo sarà il nostro possibile biglietto per uscire da questa partita in maniera corretta, ecco. Mr. In English, sorry. Thank you. A lot has been said about the difference of money budget between English clubs and the majority of the rest of Europe. Is it an extra layer of pleasure to see your Napoli playing so well, even against richer clubs in Europe so far? Sì, è chiaro che avendo possibilità di andare a prendere i migliori e possibilità di spendere diventa più facile. Però poi se lavori in maniera corretta, se sei organizzato in maniera corretta, ci sono altre strade da seguire, ci sono altre possibilità da portare a casa, come ha fatto quest'anno il Napoli, di accreditarsi dei calciatori che poi possono fare la differenza o possono diventare i top player come quelli più pagati, ecco. Noi siamo nelle condizioni ora di poter crescere ulteriormente, però sono stati presi dei calciatori di qualità all'inizio dalla società. Prego. E rientriamo grazie al nostro Biagio che a un certo punto ci ha rimesso in diretta. Ero impreparato, Abbastanza anch'io, stavo guardando qualcosa per cosa cucinare a pranzo dopo la trasmissione, mi stavo vedendo un po' le cose e poi alla fine siamo di nuovo in diretta. Grazie a Biagio Barone, siamo pronti, scherzando Biagio, per andare a Liverpool. Dovremmo esserci in collegamento con il nostro Manuel Luxan, detto anche Manuel Guardasole. C'è? C'è. Ci dovrebbe essere. C'era, fino a 2 minuti fa c'era. Ma noi ci stiamo un po' prendendo in giro. Ma chi è? Emanuele o Biagio secondo te? È un'associazione a delinquere, per metterci in difficoltà. Per metterci in difficoltà. Va bene, ma noi ci lasciamo, come dire. Passa avanti. Passiamo avanti. Andiamo da Liverpool, dovrebbero esserci, vediamo se sono pronti adesso, vediamo, dai, fammeli prima vedere, ecco qua, buongiorno, grazie Biagio, buongiorno a Manuel Guardasole, eccolo là, dall'esterno di Goodison Park, come stai Manuel?
Buongiorno ragazzi, sì, siamo all'esterno di Goodison Park, abbiamo provato a darvi anche un'altra sfumatura di Liverpool. La curiosità, e fra poco vi inquadreremo tutto ciò che c'è qui attorno, è che a dividere i due stadi, quello di Anfield e quello di Goodison Park, c'è soltanto un parco, appunto, Stanley Park, che è alla nostra destra, alla destra della nostra telecamera, e divide i due stadi, due ideologie, due tifoserie di Liverpool. E poi qui, come puoi vedere, innanzitutto c'è la statua di William Ralph Dixie Dean qui alle nostre spalle, 377 gol in 431 partite, pensa, record di 60 gol in una sola stagione, e come vedi vengono praticamente continuamente ogni giorno a portargli omaggi poi chiaramente anche per tutti i tifosi defunti che hanno scelto di prendersi uno spazio qui sul muro di Goodison Park chiamato la vecchia signora, un po' alla Juventina, perché lo stadio ha 150 anni, si pensa che a breve possa cambiare, e sono un po' nostalgici da questo punto di vista. Come vi dicevo, in memoriale lì per i tifosi, qui per le vittime della prima e seconda guerra mondiale, i tifosi di questo prestigioso e storico club di Premier League. E insomma la curiosità è che a pochi passi da Anfield c'è il parco Stanley Park e subito dopo c'è lo stadio dell'Everton. Si dice che quando le due tifoserie si affrontano si ritrovano nel parco, soprattutto con i derby più caldi. Per fare, diciamo, il classico incontro, lo chiamano così, tra tifoserie, il confronto, anzi mi è capitato di parlare con degli ultras, loro li chiamano confronti. Ad ogni modo, Manuel, visto che stiamo parlando di Liverpool, di Everton, di Liverpool, dici anche un po' qualcosa sulla formazione di Klopp. Ieri ha tutto sommato fatto capire che potrebbe operare non solo dei cambi in termini di uomini, ma anche come schema. Pensate un po', il Liverpool di Klopp che per affrontare il Napoli deve cambiare schema. Sì, e tra l'altro sui quotidiani stamattina, i colleghi che ho intercettato ieri in conferenza stampa, c'è un po' di confusione perché Klopp ha fatto intendere che può cambiare, addirittura potrebbe giocare con un 4-2-3-1, leggendo stamattina i quotidiani, ma poi troverete tutto sul canale YouTube di Calcio Napoli 24 con la rassegna stampa di stamattina con i colleghi, i tabloid inglesi. Però quello che ti posso dire è che ci sarà turnover, potrebbero rimanere fuori pezzi pregiati di questo Liverpool. Gli stessi Van Dijk, Robertson e Alexander-Arnold sono in dubbio in difesa. La certezza è Alisson, la certezza è il tridente Nunez, Salah, Firmino, ma potrebbe addirittura essere 4-2-3-1 con Carvalho, quindi Carvalho, Firmino, Salah e Darwin Nunez. Centrocampo tanti i dubbi, c'è la possibilità che giochino Henderson, Thiago, Henderson, Fabinho, insomma non c'è ancora certezza sulla formazione di Klopp. Quello che ti posso dire è che avrà una chance dal primo minuto Milner, avrà una chance dal primo minuto Konaté, al rientro, 2 gare in cui è stato soltanto in panchina dopo l'infortunio, adesso è pronto e giocherà. Sulla sinistra giocherà Tsimikas che sostituisce Robertson. A questo punto gli chiederei della probabile formazione del Napoli, se sei d'accordo. A lui o a me? A lui, lui sta là, sta apposta, non è che te la posso chiedere a te, anche se la sai, lo so che la sai, che ci hai lavorato. Mi chiedi il permesso di chiederglielo, te lo concedo. Avevi altre domande? No. Allora possiamo andare. Probabile formazione, per favore, Manuel. Sì, allora abbiamo diciamo, lavorato a quello che potrebbe essere la formazione, l'11 di Spalletti, ma si riservano ancora quei 2-3 dubbi classici. Una risposta ce l'ha data ieri in conferenza stampa, non volendo su Kvaratskhelia, che secondo me alla fine giocherà, e l'ha ammesso anche Luciano Spalletti quando, parlando del confronto con Salah, ha detto saranno del match domani, saranno protagonisti, saranno decisivi, e quindi me lo aspetto titolare. Nel tridente con Politano è uno di quei tre, perché tutto mi fa pensare che si dia una chance a uno fra Raspadori e Simeone. Osimhen spinge, ma Osimhen sarà assolutamente titolare a Bergamo, e quindi mi aspetto uno degli altri due. Per quanto riguarda il centrocampo, Zielinski e Lobotka non si toccano, per me anche Anghissà verrà schierato nel centrocampo
dei titolari, diciamo così, visto che hanno riposato nel secondo tempo contro il Sassuolo, ma non mi sorprenderebbe vedere Ndombele. Per quanto riguarda la difesa, insomma, gli uomini sono quelli, pochi dubbi. Olivera, nonostante Mario Rui ha parlato ieri, è più di un'ipotesi. Mario Rui, che era già stato programmato per essere in conferenza, ricorderete contro l'Ajax Spalletti disse: le prossime due voglio sentire anche Mario Rui, perché è uno dei leader di questa squadra, non parla mai, se l'è portato in conferenza, non ha parlato tantissimo e credo che sia anche un indizio del fatto che non sia contento magari di non giocare titolare oggi. Ale, cosa possiamo chiedere? Ma bella domanda, ero incuriosito da che sono delle targhe dietro ai lati dell'entrata, vedo... Sì, possiamo anche andare a zoomare e avvicinarci. Come ti dicevo, questi sono in memoria dei tifosi del club, cioè dei membri dell'Everton Club che hanno perso la vita nella prima e nella seconda guerra mondiale. Come puoi vedere in basso ci sono Everton FC Shareholders Association 2011, quindi è di questa associazione che ha messo qui questo ricordo nei confronti delle vittime della prima e della seconda guerra mondiale. Poi ci sono questi che sono praticamente, come ci raccontavano, la volontà di alcuni tifosi di essere qui sul muro, una volontà, diciamo, tramandata a chi resta in vita, ai familiari, con la scelta di voler restare impresso qui sul muro. Addirittura mi dicevano persone del luogo che c'è l'usanza di farsi cremare, i veri e propri tifosi dell'Everton, di farsi cremare e di gettare le ceneri in campo. Oddio. Potrebbe essere concime, o no? No, in realtà no. Detto così sembra un po' brutto, però non lo so, non sono un agronomo, dovremmo chiamare Castelli in questo momento. Se le ceneri dei tifosi possono dare una cosa, fare un bel effetto al campo. Sono sicuro che qui lo farebbero in tanti. Lo farebbero in tanti sicuramente. Senti Manu, se posso, che clima si respira lì in generale con i tifosi, com'è la situazione? Sì, allora ti racconto innanzitutto dell'episodio di ieri che ha fatto un po' discutere, quello dei graffiti. C'è un muro bianco che porta verso la Coppa, diciamo la curva dei tifosi più passionali del Liverpool, e lì c'erano queste frasi che sicuramente avrete visto. Prontamente rimosse, riverniciate di bianco quelle scritte in rosso. Per il resto la situazione è abbastanza tranquilla. Certo, quello che è accaduto dopo la partita di Napoli-Liverpool in città, ricorderete le scorribande dei tifosi del Liverpool nella notte, sicuramente hanno creato un po' di tensione. E vi dico che anche i tifosi del Napoli, che devono arrivare oggi, diciamo quelli più tranquilli, quelli che non fanno parte del tifo organizzato, sono un po' preoccupati di quello che è il clima che può esserci qui. Noi adesso andremo in centro, vi racconteremo del pranzo UEFA, poi ci avvicineremo allo stadio e vi racconteremo tutto quello che è l'ambiente all'esterno di Anfield. Per il momento è tutto tranquillo, ci sono già napoletani in giro, ma è una città in questo momento molto tranquilla e quindi non si percepisce ancora tensione, non ci sono ancora tifosi del Liverpool, sai com'è loro abitudine a girare con maglie e sciarpe, e quindi non si è ancora creato un incontro fra le tifoserie in città. La situazione è sicuramente distesa e tranquilla, la speranza è che quei graffiti di ieri, parlando con alcuni tifosi del Liverpool che vivono la Coppa, che seguono la squadra in trasferta e che sanno bene le dinamiche del tifo organizzato del Liverpool, mi dicevano che è stata una ragazzata, definiamola così, e che non è riconducibile ai tifosi organizzati del Liverpool. Grazie a Manuel Guardasole e a Emanuele Bernardo, ci vediamo dopo ragazzi. Ciao Manu, grazie. A dopo col pranzo UEFA. E allora... da Sky, che sono, diciamo, anche in accordo con quanto ci stava dicendo il nostro Manuel Guardasole. Al posto di Juan Jesus c'è Ostigard, Olivera al posto di Mario Rui,
Politano vince il ballottaggio con Lozano. E ritorniamo al titolo della nostra trasmissione, Spalletti ne cambia 3. Sì, potrebbe essere sicuramente questi. D'altra parte, se vediamo anche quella che è stata la formazione col Sassuolo, più o meno si riesce a capire quali potevano essere o potrebbero essere, perché poi l'ultima decisione spetta a Spalletti, i cambi che avrebbe fatto l'allenatore azzurro. Voglio vedere Ostigar ad Anfield. Perché? Mi piacerebbe... Nel senso, è come se lo volessi vedere in un calcio fisico. Mi stai dicendo che lo vuoi vedere in un calcio molto fisico, o lo vuoi vedere in un ambiente così pesante, tra virgolette, come Anfield? Ma Ostigar per caratteristiche uno da impatto. A me mi ha stupito tantissimo l'anno scorso. Io ho visto qualche partita del Genoa e era impressionante come, nonostante non fosse altissimo, non è altissimo, però è incredibile come riuscisse a prendere tutte le palle di testa lui, tutte. Era incredibile. Sarà sicuramente un'arma in più, scusatemi, anch'io purtroppo problemi di... Va così oggi, va così Ale, non ti preoccupare. Andiamo. È uguale. Senti, vogliamo sentire di nuovo Spalletti? Ti va? Ancora. E c'era la seconda parte. Vabbè, andiamo. La parola di Luciano Spalletti. Sì. Buonasera, Mister. Also in English. Please. Sorry. Yeah. Irving Lozano is playing maybe, or he's in his best moment so far since he arrived to Italy. What is the reason of this moment of Lozano? Because with the other trainers, he didn't show what he's showing right now. Allora, Lozano prima di tutto, se sta esprimendo un buon calcio, il merito è delle qualità e del carattere che lui ha, perché lui è un buon ragazzo e un calciatore top. Però poi la differenza la può fare quello che diceva prima Mario Rui, che sono una squadra che si trovano a perfezione fra di loro, dove tutti aiutano tutti e dove interpretano il calcio tutti allo stesso modo, vanno tutti nella stessa direzione, e questo permette di poter dare qualcosa di più di ogni livello individuale che si ha a disposizione. Buongiorno mister, Luca De Capitani. Una domanda doppia. La prima è se sinceramente se l'aspettava, ci credeva o ci sperava di arrivare 2 mesi fa, voglio dire, di arrivare oggi a giocarsi il primo posto nel girone già qualificato con tutte vittorie. E la seconda è, a noi giornalisti piace molto fare dei paragoni. C'è qualcosa del Gegenpass del Liverpool di Klopp nel suo Napoli? Allora è chiaro che in quel momento là, se me l'avesse chiesto, pur usando tutta la positività possibile, sarebbe stata dura pensare di venire a giocare qui in un girone come abbiamo avuto noi, essendo davanti ai numero 1 del mondo. Però poi questo significa che a lavorare in un certo modo c'è sempre la possibilità di trovare soluzioni anche a dei temi difficili come può essere quello del calcio, ecco. Non lo so se noi gli assomigliamo al Liverpool. Sicuramente vorremmo fare questo, perché allenatori come me, o quando si parla di calcio a volte a Coverciano, spesso vengono portati davanti le qualità, vengono portati davanti le giocate, le squadre come il Liverpool, come il Manchester City, come il Chelsea, perché qui ci sono i calciatori meglio del mondo a giocare questo campionato. E tutti noi siamo venuti a prenderci delle notizie e delle giocate da riproporre poi nelle proprie squadre, ecco.
Canale 21. Sì, salve Spalletti. Visto che tanti complimenti, no, possono far adagiare, proviamo a individuare allora quella critica per caricare il gruppo e mi permetta una domanda indotta, anche se un titolo già ce l'ha dato. Volete il primo posto? Ma a noi si accettano anche i complimenti quando sono fatti sinceri, come dicevo prima. Però i complimenti non fanno risultati, non fanno classifica. E quindi sappiamo che domani sera sarà durissima e dovremmo riuscire ad essere quelli di sempre o quelli che abbiamo fatto la partita dell'andata, il che è quasi impossibile. Poi per quanto riguarda la voglia di fare o la volontà di fare il risultato domani sera, ma cambia totalmente arrivare primi ad arrivare secondi, per cui volete, mi sembra un po' superfluo rispondere se vogliamo, ecco, perché siamo venuti qua con le intenzioni più sane possibile. Poi c'è di mezzo un palcoscenico di questo genere contro quegli attori lì che dovremo dimostrare di essere alla loro altezza, ecco. Ultima, Spazio Napoli. Mister, buonasera. Mi piacerebbe sapere cosa ha frenato nella scorsa stagione l'utilizzo del 4-3-3 di applicazione, quello che viene applicato quest'anno, no? Con dei movimenti diversi, perché a un certo punto è stato testato, poi un po' frenato, era motivo degli attaccanti a disposizione, dei centrocampisti, della condizione, degli interpreti. Cosa è cambiato dallo scorso anno a quest'anno? Lei torna indietro, ci fa piacere a tutti. Ma probabilmente ne deve parlare con quelli che volevano il 4-2-3-1, dei calciatori che volevano far giocare in quel momento lì, e poi noi avevamo a disposizione grosso modo una rosa come abbiamo quest'anno da un punto di vista di qualità di calciatori, e anche quest'anno giocheremo il 4-2-3-1 come l'anno scorso e lasceremo da parte per qualche partita il 4-3-3, dipenderà dal risultato, dallo svolgimento della partita, da quello che sarà il nostro avversario, dipenderà dal momento dentro la partita che noi poi andremo a fare scelte diverse per mettere in difficoltà l'avversario, ma non c'è una soluzione unica per tutte le situazioni, ce ne sono più di una, ecco. Allora bisognerà andare a vedere qual è la migliore, a testarle e a rendersi conto mettendole in pratica nel migliore dei modi tutte. Grazie a tutti. Grazie. E rientriamo in diretta, queste erano le parole di Luciano Spalletti. Guardavo anche quelle che sono le vostre parole che scrivete sulla chat di YouTube. Sono un po' cattivelli con i giornalisti, accusati di fare domande del cacchio. Si è creato un po' questo clima. Un po' di acredine. Sì, sì, sì. Tu pensi che fossero domande del cacchio? No. Secondo me no. Tra parentesi, non giudicherei mai un lavoro di un collega. Quindi... No. Bravo, non si fa. No. Ti leggo allora altri messaggi. Penso che stavolta proprio il Liverpool non ce la fa buona, scrive Flavix. Alla fine il Napoli ha già passato il turno, quindi anche stica. Anche il Liverpool ha già passato il turno, no? Quindi dici tu, come motivazioni sicuramente si equivalgono. Leonardo Stellato, domenica contro l'Atalanta speriamo di avere contro Emanuele Luxan e non Lukman. Si teme un po' l'Atalanta. Manuel magari non ha lo spunto di Ademola, però... No, non ce l'ha. No. Non è pericoloso come... Forse è meglio avere Luxan contro. Confermiamo. Però perché questa, diciamo, sorta di... come dire, c'è il Liverpool, però stiamo pensando all'Atalanta. È chiaro, la qualificazione è già arrivata. Questa Atalanta è un avversario di cui aver paura?
Paura no, credo che siamo giunti a poter dire che sono gli altri a dover avere... Il pronostico lì a bocce ferme, favorito a Bergamo, Atalanta o Napoli? Napoli, secondo me. Napoli, comunque favorito. Sì. Perché? Secondo me sì, questo Napoli è veramente forse del Napoli che ricordi, davvero quello che mi dà più garanzie. Ormai si è creato anche un alone tra le dirette concorrenti che sanno insomma che tipo di avversario vanno ad affrontare, e anche emotivamente è una sfida diversa rispetto agli anni scorsi. Nonostante fosse un buon Napoli, quando si andava a Bergamo, l'anno scorso il Napoli ci ha vinto a Bergamo, ricordiamolo, credo che quest'anno il discorso pronostico sia completamente diverso. È sempre il discorso di come una squadra arriva a una determinata partita. Ad agosto avremmo detto che ovviamente il Napoli partiva altamente sfavorito. Qualche mese dopo, qualche prestazione più che convincente dopo, il Napoli riesce ad arrivare a Bergamo tra i favoriti, nonostante, ricordiamo, l'Atalanta non abbia la Champions e sia lo scontro al vertice, perché l'Atalanta è seconda a 5 punti dal Napoli. Sentiamo anche le parole di Mario Rui, ha parlato ieri, era al fianco di Spalletti, il maestro, come ormai è stato ribattezzato già da qualche anno a questa parte, e qui in diretta su Calcio Napoli 24 TV. Repubblica, vai con Mario Rui. Ciao, Tu si capisce. Buonasera. Senti, al Napoli sta capitando spesso di venire a giocare in questo stadio. Ci racconti un po' l'atmosfera particolare di Anfield e le aspettative che avete per domani? Grazie. Sicuramente uno dei stadi più belli dove sono mai stato e dove ho avuto la possibilità di giocare. Nel passato siamo venuti qua e è un'atmosfera veramente bella, una di quelle che qualsiasi giocatore piace giocarsi, perché, come ho detto, è uno dei stadi più belli. Poi le nostre aspettative è di dare continuità a quello che stiamo facendo, sapendo le difficoltà che ci saranno, però la squadra vorrà continuare a fare quello che sta facendo. Il mattino. Buonasera Mario Rui, ricordavi appunto di esserci venuto già qui in passato con il Napoli in Champions per 2 volte. Ecco, adesso ci torni con un Napoli che è cresciuto, diciamo, a dismisura rispetto alle precedenti edizioni. Il Napoli che arriva a questa super sfida con il Liverpool in testa al girone dopo averlo battuto 4-1 all'andata. Ecco, a livello proprio di crescita, tu che sei da tanti anni in questo Napoli, secondo te dov'è che siete migliorati tantissimo? Come è avvenuto questo scatto importantissimo in avanti? Io penso che la squadra sta dando seguito al lavoro che ha cominciato il mister da quando è arrivato. Penso che la squadra sta crescendo e penso che ha ancora ampi margini di crescita. Sappiamo che sarà veramente una partita molto difficile, però la mentalità e la disponibilità della squadra non cambia e cercheremo di fare quello che stiamo facendo. Ciao Mario, buonasera. Mario, avverti che per i tifosi sei diventato un po' il leader o comunque un giocatore dal punto di vista carismatico importantissimo per loro, e cosa significa Napoli per te, visto che sei qui ormai da diversi anni? Grazie. No, soprattutto penso che in questo momento sia la squadra che sta aiutando ogni singolo giocatore, perché penso che la crescita parte soprattutto da quelli che hai di fianco, e penso che il merito, se in questo momento si parla tanto dei singoli calciatori, io penso che il merito va dato soprattutto alla squadra. Calcio Napoli 24. Ciao Mario, buonasera. Volevo chiederti, sei il miglior assist man dei migliori campionati, dei 5 migliori campionati d'Europa. Non solo tu, anche Olivera e Di Lorenzo, che abbiamo visto molto spesso anche entrare di più dentro al campo, essere più partecipi alla manovra offensiva. Quanto ti sta agevolando questo lavoro che state facendo quest'anno e qual è il segreto di questo? Secondo te c'è un segreto in questa mossa di Spalletti che vi sta dando ancora più spinta in fase offensiva?
No, il segreto è quello che abbiamo i compagni che fanno i movimenti giusti e si impegnano sempre al massimo e si dimostrano sempre disponibili a fare i sacrifici per tutti i compagni. Quello è il segreto, diciamo. Canale 21. Sì, ciao Mario. Oggi in conferenza stampa hanno parlato Jürgen Klopp e Milner. Tanti complimenti per il Napoli, il modo in cui gioca, la qualità dei singoli. Tutti questi complimenti possono rappresentare un rischio nella sfida di domani? No, per noi non ci sarà alcun rischio perché noi siamo consapevoli da dove siamo partiti, da dove abbiamo iniziato. E sicuramente ci fa molto piacere che si parli molto bene di noi, però per noi finisce lì. Noi abbiamo questa mentalità di affrontare sempre partita dopo partita come se fosse la più importante, e come quella di domani sarà sicuramente la partita più importante e dovremo dimostrare di essere all'altezza. Ok, grazie Mario. Cominciamo le domande con mister. Le parole del maestro Mario Rui qui su Calcio Napoli 24 TV. Si sta sottovalutando il rischio di far giocare sempre Lobotka, il regista più forte in circolazione, questa sera ad Anfield. Spazio a Gianluca Gaetano. Ad Anfield? Ad Anfield. Beh, non che sia impossibile o che sia assurdo ipotizzarlo, però non credo sia questa la partita a cui, se vuoi rinunciare a Lobotka, ci rinunci magari sicuramente molto più a Bergamo che ad Anfield, oppure ad Empoli. Qual è la programmazione di oggi? A che ora vi collegate? Lina, cara, sarà ovviamente come sempre un ampio sia pre e post partita a partire dalle ore 7, quindi pre-partita, live reaction, il post partita qui su Calcio Napoli 24 TV a partire dalle ore 19, giusto Biagio Barone in cabina di regia? Sì, lui mi dice di sì, e quindi abbiamo avuto anche il placet del nostro regista, oltre a quello di stanza in questo momento a Liverpool. Ci sarà anche il filo diretto a questo punto, mi viene da chiedere? No, perché chiaramente tutte le risorse saranno impiegate nel pre-partita. Ci può anche stare per Liverpool-Napoli, una di quelle sfide dalla grande potenza evocativa. Intanto arrivano anche i biglietti per Napoli-Empoli. Prima di farvi mostrare quello che ci è arrivato da Anfield nel corso delle ultime ore, vi aggiorniamo anche su quelli che saranno i prezzi dei tagliandi per la sfida dell'8 novembre alle ore 18:30 presso lo stadio Diego Armando Maradona. Tribuna positivo 85, Nisida 65, la Family come sempre 10,5, distinti 45, curve a 35 euro. Prezzi che possiamo dire non essere proprio popolarissimi. No, nemmeno eccessivi. Nemmeno eccessivi, nemmeno popolarissimi, però è chiaro che con un Napoli che vola così tanto in campionato, se qualcuno decide di fare dei sacrifici, poi li fa proprio per andare a vedere il Napoli. È la strada che ormai sta prendendo, inutile quasi parlarne, sembra poi andare a dover trovare per forza qualche problema. No, non c'è nessun problema, stiamo facendo semplicemente cronaca. Sì, no. Cioè non volevo criticare la società per non aver fatto dei prezzi popolari. Assolutamente di te. Ah, ok. Non sono prezzi popolari, non sono le curve a 15 euro di qualche anno fa. Però questa è la direzione, penso che ormai anche il tifoso napoletano se ne sia fatto una ragione. Sì. Adesso invece andiamo a guardare quello che è il lavoro che hanno fatto proprio Manuel Guardasole ed Emanuele Bernardo con un ampio tour di Anfield ricco di chicche alla scoperta di questo mondo così lontano e pur così vicino a quello partenopeo. Nato nella contea inglese di Durham, giocò nelle squadre giovanili del Bishop Auckland e poi arrivò a Liverpool nel maggio 1939. La carriera di Bob Paisley è stata veramente per tanti anni con Liverpool, prima da calciatore, 252 presenze, e poi da allenatore. Ha vinto praticamente tutto con la maglia del Liverpool, un campionato inglese nel 46-47 e poi ha vinto i campionati inglesi con Liverpool da allenatore,
ha vinto 3 Coppe dei Campioni, una Coppa UEFA e una Supercoppa UEFA. Sono diverse le statue che poi vi porteremo a vedere qui in questo tour all'esterno di Anfield, ma quello che veramente mette i brividi è The Champions Wall, il muro dei campioni, tantissime piccole immagini che poi ne vanno a formare alcune più grandi per tutti quelli che sono voluti stare qui, i tifosi che hanno scelto di stare qui, e con le piccole immagini dei tifosi su cui poi andremo anche a zoomare possiamo vedere creata poi più grande questo muro con i campioni del Liverpool. Muro di campioni del Liverpool, e questo è davvero singolare e bello, con le foto piccoline di tantissimi tifosi. Se andiamo a zoomare ne vediamo veramente tante, e con la scelta fatta dal Liverpool qui all'esterno dello store, praticamente a pochi centimetri dall'ingresso di Anfield, e poi in alto chiaramente possiamo inquadrare e vedere tutti i titoli di questa grandissima squadra, amatissima in Premier League, amatissima in realtà in tutto il mondo, perché Liverpool vanta tifosi davvero dappertutto. Ci dicevano di come ogni gara arrivino 2000-3000 tifosi dalla Norvegia puntualmente. Questi titoli, una sintesi dei titoli, 19 titoli vinti in Premier League, 6 Coppe Europee, Champions League e UEFA, 8 FA Cup, e poi dall'altro lato 3 UEFA Cup, Coppa UEFA, quelle che prima erano chiamate Coppa UEFA, 9 League Cups, 4 Supercoppe Europee e infine un mondiale per club vinto. Insomma, è una squadra super blasonata, ma adesso andiamo a vedere altre cose dall'esterno del Liverpool Anfield Stadium, con tantissimi retroscene e dettagli della storia di questo club. Insomma, qui fuori all'esterno di Anfield davvero si respira la storia del club. Ed eccoci all'esterno della famosissima Coppa, la curva del Liverpool, dove praticamente i tifosi si riuniscono poi con il Cop Bar e poi entrano allo stadio. Questa è invece la statua di Bill Shankly, lui che ha reso la gente felice, c'è scritto sotto la statua, lui che è stato l'allenatore, uno dei più vincenti della storia del Liverpool, che ha fatto partire un ciclo di vittorie, ha vinto 3 campionati inglesi, ha vinto 2 volte la Coppa d'Inghilterra, ha vinto una Second Division con il Liverpool, rendendo grande questa squadra, partendo proprio da quell'annata lì, poi la Coppa UEFA con Liverpool, ed è stato nominato il 10° nella top 10 dei migliori allenatori sia da ESPN che da France Football, e insomma è davvero uno dei grandi di questa storia. E poi voglio parlarvi un po' della storia della Coppa che vi stiamo mostrando proprio adesso, perché non tutti sanno il vero motivo che ha portato a questo nome, un excursus storico che ci porta addirittura al 1900, perché fra il 23 e il 24 gennaio di quell'anno, all'interno della seconda guerra dei Boeri fra l'impero britannico e la Repubblica Sudafricana, fu combattuta la celebre battaglia di Spion Kop, che vuol dire la vetta delle spie. Perché? Perché in quel momento, nonostante l'ingente forza dell'impero britannico, ad avere la meglio furono i sudafricani perché si posizionarono sopra di una collina che aveva appunto questo nome, alta 1460 metri. Fu lì che si svolsero gli scontri, fu lì che riuscirono ad avere la meglio i sudafricani, e 4 anni dopo, nel 1904, un giornalista inglese utilizzò per la prima volta questo termine per parlare dei tifosi posizionati sui gradoni dello stadio Woolwich Arsenal di Londra, ovvero il Manor Ground. Secondo il giornalista, infatti, i tifosi che occupavano quei gradoni somigliavano ai tifosi sudafricani di origine olandese appostati su quella collina, pronti a sferrare il loro attacco alla fanteria dell'impero britannico. Insomma, uno stadio pregno di storia, ma soprattutto uno stadio che fa sognare da decenni i tifosi del Liverpool. E sempre all'esterno di Anfield Stadium c'è il memoriale per 96 tifosi del Liverpool, dedicati, come si legge appunto, a chi ha perso la vita in quella semifinale di FA Cup. Parliamo della data di 15 aprile 1989 a Hillsborough. Era la gara
che ha portato la più sanguinosa strage e tragedia del calcio inglese. Morirono 96 tifosi all'esterno dello stadio di Hillsborough a Sheffield. Si giocava la semifinale di FA Cup, non si era tenuto conto del sold out che ci sarebbe stato per quella gara, quando ai tifosi del Liverpool venne assegnata la curva ovest, ai tifosi del Nottingham Forest la curva est, e si consumò questa tragedia poco prima del fischio d'inizio di quella gara, che era previsto alle ore 15. La calca dei tifosi del Liverpool aumentò a dismisura veramente pochi minuti prima dell'inizio del match, e finirono per essere addirittura schiacciati contro le transenne, calpestati dalla folla. Questo fu il dramma che si consumò in quella semifinale di FA Cup. Nessuna delle due squadre era in Europa in quel momento, e quella gara fu molto molto sentita. Di fronte in campo, lo ripeto, in campo neutro ci furono il Liverpool di Kenny Dalglish, che nei quarti aveva battuto per 4-0 il Brentford, dall'altro lato il Nottingham Forest guidato da Brian Clough, che nel turno precedente aveva eliminato il Manchester United battendolo 0-1 ad Old Trafford. Veramente una squadra, quella del Liverpool, molto forte in quel momento. Lo era anche il Nottingham. Si trattava appunto del confronto fra le due squadre più forti di quel calcio inglese, e i Reds poi arriveranno secondi nella prima divisione in quella stagione, beffati all'ultimo dall'Arsenal, mentre il Nottingham arrivò soltanto terzo. Qui in questo posto, come vedete, sono tantissimi i momenti di ricordo per tutti, chi era più piccolo, chi era più grande. Si leggono le età su questo memoriale, dai 20 anni ai 40, ai 55 di Andrew Stanley Devine, e qui in questo luogo si respira veramente l'atmosfera di un cimitero a cielo aperto. Maglia numero 9 e baffetti, così era conosciuto, con quel sorriso beffardo e gli occhi celesti, Rush che è stato tanti anni a Liverpool, ed è stato l'uomo che ha portato 346 gol in 600 partite. Raramente un attaccante come lui è stato più prolifico, soprattutto in area di rigore, e l'hanno omaggiato di uno splendido murales praticamente alle spalle di Anfield Stadium. Sono solo un normale ragazzo di Liverpool i cui sogni sono diventati realtà. Ci avviciniamo a un murale più recente, quello dedicato ad Alexander Arnold, e anche questo molto vicino ad Anfield, ed è sicuramente anche questo un momento importante nella carriera invece più recente del Liverpool. Alexander Arnold, lo ricordiamo, è un 98, è ancora molto giovane, ha soltanto 24 anni, ma insomma è ormai una bandiera, e ha già a palmarès anche un campionato inglese vinto con il Liverpool, oltre che la Champions League 2018-2019 e la Supercoppa UEFA dell'anno successivo. Alexander Arnold, che è già in ottica Inghilterra da un bel po' nella nazionale, ma che a Liverpool ha fatto le giovanili dal 2004, pensate, al 2016, dal 2016 in pianta stabile in prima squadra, e su quella fascia ne ha macinati di chilometri. Questo il murales a pochi metri da Anfield Stadium, dedicato alla storia recente del Liverpool, a un ragazzo i cui sogni si sono realizzati, e che può essere insomma da buon approccio per tutti i giovani della città. Come potete vedere, però, è stato imbrattato di questa pittura bianca che sicuramente ha rovinato quello che era il murale originale. Da capire quando e perché. Sicuramente la stagione attuale non è delle migliori del Liverpool, e lo sappiamo, i tifosi del Liverpool sanno come farsi sentire. Una cartolina da Liverpool, una cartolina da Anfield, dalla scoperta della street art intorno al mondo del calcio a Liverpool, lì sul
Merseyside, e tra un po' credo che sia stata anche la miglior maniera di introdurre quelli che saranno poi i contributi legati proprio alla squadra allenata da Jürgen Klopp, il tecnico tedesco. Tra un po' risentiremo quello che è un estratto legato alla sua conferenza. Ha fatto scaturire poi quella frase di Spalletti, Cani Schöne Fes, che ha, diciamo, voluto così individuare quella che secondo lui è una sorta di pretattica nelle parole del tedesco, che ricordiamo con il Napoli non è proprio fortunatissimo, sia con Ancelotti che all'epoca con Benitez, quando allenava il Borussia Dortmund, ebbe dei risultati diciamo così anche altalenanti, salvo poi trovare comunque una qualificazione nel girone. Ad oggi troviamo un allenatore sicuramente vincente e che proverà a fare il suo sgambetto al Napoli. Sentiamo le sue parole. Buongiorno a tutti, abbiamo servizio interpretato, basta trovare il canale italiano, il numero 2 per chi vuole sentire in italiano, però se non utilizzi il microfono lo sentiamo. Hai vinto da 4 gol, però dovete vincere 4-0 per finire primi in classifica. Questa è la cosa più importante o è più importante questa volta per far riposare qualche giocatore? Ma ovviamente giochiamo quasi subito dopo la partita contro il Leeds, non so chi è pronto, chi non è pronto, devo ancora aspettare la lista dei giocatori a disposizione. Comunque non vogliamo intraprendere dei rischi, però per chi ha già visto qualche partita del Napoli, il Napoli sta giocando molto bene in questo momento, gioca un calcio incredibile, sono le prime classifiche in Italia, forse la squadra più in forma in Europa in questo momento, quindi questo non è una partita dove possiamo fare un turnover più di tanto, perché ovviamente non è necessariamente che pensiamo ad una vittoria di 4-0 per finire primi in classifica, vogliamo vincere la partita, questo è chiaro ovviamente, però il risultato in questo momento non è della massima importanza. Io devo poi scegliere i titolari oggi pomeriggio o domani mattina, poi stiamo a vedere, ma ho un po' l'impressione che contro il Napoli volete far vedere di che cosa siete capaci dopo quello che è successo a Napoli. Facciamo vedere di che cosa siamo capaci. No, non parlo di una rivincita, cerca di trovare le parole giuste, cioè siete motivati, no? Per far vedere e risolvere i problemi che avete avuto a Napoli, ma nella fase di gruppo l'importante è di uscire dal gruppo e poi andare all'eliminazione diretta, e questo l'abbiamo già fatto, quindi è una partita di calcio, lo stadio sarà pieno, ci sono tanti telespettatori e quindi ci dobbiamo dare da fare con i giocatori che sono capaci ovviamente di giocare bene, però non so chi sarà a disposizione domani, prima devo sapere chi può giocare, chi non può giocare, e poi a quel punto lì penso un po' alla formazione, penserò un po' alla partita, come giocare la partita, però ancora una volta dico, giochiamo contro una squadra che proprio, come dire, stanno giocati molto bene, sono tutti sincronizzati, si conoscono benissimo, sono coesi in difesa, in attacco, sul contropiede sono fortissimi e giocano un bel calcio, dobbiamo pensare a loro, mica pensare alla prima partita a Napoli e le cose problemi da risolvere. È una bella sfida, però va bene, no? Ben venga una sfida, per me non c'è assolutamente nessun problema. Poi come affrontare questa partita, come affrontarla ci penserò dopo, ma Joel Matip, lui per ora non lo so. Sempre col microfono. Jürgen domani sera giocherà con Ate, perché Konate ha giocato molto bene in difesa l'anno scorso, sarà veramente una cosa fantastica averlo di nuovo, no? Sì, assolutamente, sì. Adesso fa parte del gruppo, adesso bisogna vedere se non giocherà quanto titolare domani, però sì, se è andato ieri bene anche, questo ci aiuta molto, è da una settimana che si allena col gruppo, anzi 8-9 giorni, questa è una bella cosa, no?
quindi lui senz'altro lo posso far scendere in campo. Vabbè, se ne è parlato molto quest'anno, cioè andare in svantaggio nei primi 10 minuti, questo vi ha creato tanti problemi, ben 7 partite avete subito un gol dopo nei primi 10 minuti, una vera frustrazione, ma io capisco perché mi fai sempre la domanda, però sì, ma vi fate sempre la stessa partita, ma l'ultimo gol che abbiamo subito contro Leeds era completamente diverso, non è una fase quando Leeds ci dominava cioè non è che hanno giocato tra le linee eccetera, cioè più o meno abbiamo creato noi il loro gol, abbiamo fatto un assist a loro, vabbè ci preoccupa, questo è anche normale, no? Però in ogni singola partita dobbiamo cercare di mai subire il primo gol in qualsiasi partita, questa è una cosa chiara, no? Un principio però non è che perché ne parliamo che senz'altro subiremo un primo gol o magari non ne parliamo e non succede, ci sono state anche delle altre partite che dove non abbiamo subito un gol dopo 10 minuti nei primi 10 minuti, però io capisco che è una domanda che sollevate sempre, io questo non lo posso cambiare, però abbiamo avuto tanti problemi quest'anno, questo uno di quei problemi, è un problema che poi scatena altri problemi, però in questa partita contro Leeds questo non era il problema principale perché abbiamo pareggiato quasi subito dopo, no? E quindi da quel momento in più in poi potevamo anche vincere la partita. Grazie. Buongiorno signor Klopp. Buongiorno, sono Gibi Olivero della Gazzetta dello Sport dall'Italia. Volevo chiederle due cose sul Napoli. La prima, se pensa che il Napoli abbia negli anni un po' imitato il Liverpool nel suo modo di giocare, vedo i terzini che fanno i registi, vedo gli esterni che si propongono come ogni tanto abbiamo visto fare dagli esterni del Liverpool, e poi se pensa che anche se non ha la necessaria esperienza possa arrivare fino in fondo in Champions League anche quando ci saranno le partite a eliminazione diretta. Grazie. L'ultima domanda prima, sì, assolutamente, se giocano come stanno giocando in questo momento assolutamente abbiamo forte chance di arrivare in finale, io l'ho già detto, no? Che in questo momento sono la squadra più in forma in Europa e così stanno giocando molto bene, non so se hanno copiato un po' il nostro stile, no, non credo. Spalletti ha molta esperienza, un allenatore che ha molta esperienza, ha giocato un po' dovunque a livello globale e adesso vediamo che con tutta la sua esperienza poi ha preso qualche ottimo giocatore, prende ottime decisioni e si è creato questo gruppo, un gruppo che lavora ad un livello elevatissimo, eccezionale, però in difesa sono diversi rispetto a noi, non marcano all'uomo, però hanno tanta energia, molta intensità, tutti sono coinvolti, in difesa sono insieme, in attacco sono insieme, ma non so se ci hanno copiato, questo non lo so, però ci piace vedere assolutamente. Col microfono però se no non sento, mi dispiace. Contro Manchester City avete giocato molto bene, però poi ci sono stati dei cali del livello. Allora come allenatore come riesci a capire dove si trova in questo momento la squadra? La squadra forse è arrivato ad un certo punto, alla fine di un ciclo, che è una squadra in declino, questo ti preoccupa? In capolinea siete arrivati, ma noi facciamo il nostro lavoro in pubblico, no? Davanti a tutti. Magari di questo parleremo più tardi, verso la fine della stagione, proprio alla fine chissà, possiamo dire vabbè abbiamo finito un ciclo con questo gruppo di giocatori, magari lo diremo alla fine, anche l'allenatore è arrivato in capolinea, però non è giusto dire così in questo momento, non è giusto giudicare la squadra in questo momento, perché non sempre sono stati tutti i giocatori a disposizione, soprattutto tra gli attaccanti mancano giocatori di qualità. Vabbè, quelli che giocano sono anche bravi, intendiamoci, però visto che giochiamo tantissime partite sarebbe bello poter fare un turnover tra gli attaccanti, ma adesso non è possibile, quindi troviamo in una situazione molto simile anche nel centrocampo, tanti centrocampisti che sono mancati, poi sono tornati, poi altri sono mancati, quindi un po' dovunque abbiamo avuto questi problemi di infortuni, di assenze, quindi anche se non è giusto va bene lo stesso, perché questa è la nostra vita,
ragione di sollevare questa domanda, però si cercherà di rispondere a questa domanda alla fine della stagione, del campionato, però non so come dirlo, come dire. Siamo tutti lì e possiamo tutti essere giudicati, quindi va bene anche giudicarci, l'allenatore, lo staff, i giocatori, questa è la vita nel calcio da professionisti, però io non ci penso a questo in questo momento, però tanto non la possiamo cambiare, no? Dobbiamo giocare con i giocatori che abbiamo a disposizione e a volte bisogna passare anche avere queste esperienze di alti e di bassi per poi uscire dall'altra parte, no? È un percorso, non lo so, è inutile giudicare un unico momento, cosa ci doveva fare in quel momento quando abbiamo commesso un errore, abbiamo subito un gol, eccetera. Cioè, ci saranno anche dei motivi dietro, però possiamo vedere in certe situazioni i ragazzi ci tengono, vogliono vincere la partita, questo è il messaggio, cioè, anche contro il Leeds invece di difendersi, prendersi il punto, volevamo vincere, per questo che forse abbiamo preso quel gol proprio all'ultimo minuto, c'è un fallo laterale per loro, hanno vinto, noi pensavamo di vincere subito, riconquistare subito il pallone, il centro invece non l'abbiamo fatto e poi noi 3 o 4 occasioni avevamo anche una superiorità numerica contro il Leeds, invece ci siamo trovati noi 1 contro 2 e hanno segnato loro. E allora questo non ci rende la vita facile, ovviamente le nostre aspettative sono molto alte, quelli dei ragazzi anche le mie aspettative. Comunque ovviamente dobbiamo arrivare a quel punto, a un passo avanti e anche in questa partita abbiamo creato delle occasioni, il portiere del Leeds è stato fantastico, ha fatto delle parate eccezionali e dobbiamo utilizzare tutto ciò. Questa è la sfida nel momento, diciamo. È vero che evitare di fare degli errori, questo è vero, e poi mantenere e poi andare avanti con le cose buone che facciamo, un passo avanti. Non è che si trova una soluzione molto rapidamente, ci vuole tempo, però continueremo a lottare, a combattere. Magari mi state giudicando anche me in quanto allenatore, ma anche questo mi sta bene, magari non lo so, c'è chi dice sembra un po' stanco, invece non è vero. Non posso dire che sono stanco per quello che giochiamo male, questo no, assolutamente per niente. Io non posso stare qui solo quando c'è un bel sole, anche quando piove un po', quando ci sono delle nuvole, anche in quel momento lì dobbiamo cercare di trascorrere questi periodi difficili, è quello che stiamo cercando, ed uscire da questi periodi difficili, è quello che stiamo facendo al 100%. Io sono pronto a giocare contro il Napoli, però io non sono sceso in campo contro il Leeds, invece contro il Napoli sono i giocatori che ci devono giocare, mica io, e quindi dobbiamo schierare i titolari che hanno la possibilità di vincere, perché è inutile dire storicamente il Liverpool dovrebbe vincere contro il Napoli, ma questa è già la terza volta che giochiamo contro il Napoli da quando sono qui io, e non è mai stata facile. Abbiamo vinto una sola volta una partita molto importante, non mi ricordo più l'altra partita. Abbiamo pareggiato, abbiamo vinto e pareggiato qualche anno fa, quindi è sempre difficile quando si gioca contro la squadra di Napoli, però come minimo finiamo secondi nel gruppo, usciamo dal gruppo, andiamo avanti e quindi cerchiamo di fare qualcosa di speciale, perché il campo, le dimensioni del campo, dappertutto dobbiamo vincere i duelli, i duels, vincere le prime sfide, il primo tackle, interventi e festeggiare tutto, sentire quell'emozione, sia i tifosi sia noi, i giocatori, noi lo staff. Io sono pronto e tutti mi hanno fatto capire dopo la partita contro Leeds, mi hanno fatto capire che sono pronti. Noi siamo andati a salutare i nostri tifosi e ci hanno accolti lo stesso, cantavano i loro cori e abbiamo capito che sono con noi lo stesso, e quindi dobbiamo utilizzare questo. È un momento difficile, non c'è assolutamente nessun dubbio, è inutile dire no, va tutto bene, perché non è vero, però dobbiamo affrontare questa sfida, è quello che faremo anche domani e anche nelle altre partite. Ma per far seguito a quanto già detto, è una sfida che si presenta ovviamente anche questo mese,
Lei ha detto che dobbiamo anche accettare, accogliere questa sfida. Già nel passato avete avuto degli infortuni, eccetera, ma quanto è grande questa sfida rispetto alle sfide che avete dovuto affrontare un paio di anni fa, e quanto tempo devi investire nel trovare una soluzione a questi problemi. Ma non si trova una soluzione rapida, cioè non è che giochiamo una bella partita e ecco siamo tornati a quella squadra che conoscevamo prima. Dobbiamo essere più regolari, dobbiamo ritrovare la stabilità, forse questo è il vero problema. Ci sono troppi bassi quest'anno, però non possiamo pensare a quello che succederà tra qualche mese, dobbiamo pensare a questa partita. Giochiamo contro il Napoli, poi contro il Tottenham, poi il derby contro Everton, poi contro il Southampton, però nessuno viene qui e dice vabbè, Liverpool si trova in un momento difficile, allora andiamoci calmi. No, assolutamente. Cercheranno, loro sentiranno la possibilità di approfittare delle nostre debolezze e dobbiamo fare attenzione. Però dobbiamo giocare una partita alla volta e poi sperando che poi dopo i mondiali tutti i giocatori tornano sani e salvi e andiamo avanti e fare un po' un nuovo precampionato per ripartire, se vogliamo ripartire. Però la prima partita è fuori casa contro l'Aston Villa dopo i mondiali con un nuovo allenatore e sarà difficile perché noi non sappiamo cosa faranno loro, però non ci possiamo nascondere assolutamente per niente. Questa è la situazione e io so, io faccio questo lavoro da così tanto tempo, c'è sempre la possibilità di vincere la partita successiva, vinci una partita e poi puoi andare avanti, risolvere dei problemi, farlo nel breve termine, però anche nel medio e nel lungo termine, e noi ci stiamo lavorando solo per fare tutto ciò. Però diciamo che non è che in questo momento cliccando le dita risolviamo il tutto, e poi pensiamo un po' anche alla qualità degli avversari, perché anche loro sono squadre molto forti. Salve Jürgen, hai detto che il gol che avete subito contro l'Ige ti fa svegliare la notte pensando al gol. Ma anche un po' quando vado in bagno penso ai gol subiti, perché devo andare in bagno e quindi mi sveglio e quando vado in bagno penso ai gol subiti. Vabbè, per domani, che cos'è la cosa che ti aspetti da vedere domani? La cosa che ci tiene assolutamente a vedere domani? Dopo tutto quello che ho detto mi fai questa domanda, ma non so, dai, che domanda è? La lotta, combattere, lavorare, cioè non dico colpire il pallone col talone o fare delle cose della fantasia, no, giocare bene, lottare, combattere, e poi vediamo quale sarà l'esito, il risultato. Però ci sarà un'altra squadra in campo, il Napoli, combatteranno anche loro, lotteranno anche loro, giochiamo nella Champions al più alto livello possibile contro una squadra ovviamente in forma in questo momento, a prescindere dei giocatori che fanno giocare domani da titolari, hanno tanti buoni giocatori, e questa è la situazione, no? Io non sono geloso perché noi in qualche momento ci siamo trovati in un periodo di grazia, dobbiamo essere gli avversari contro i quali non vogliono giocare, però magari loro in questo momento a Napoli si sentono molto bene, no? Ci deve essere un bel ambiente, però dobbiamo lottare lo stesso, cioè la lotta avevo capito, però a volte è mancata, no? Quell'approccio, la lotta, il combattimento. Ma in quale prestazione quale partita non abbiamo lottato? Dimmi un po'. Contro il Nottingham Forest? Non lo so, questa è la nostra vita, avete ragione, e sbaglio io magari sbaglio io, però dire che non abbiamo lottato contro il Nottingham Forest, non so, non è giusto dirlo, perché abbiamo perso la partita, può anche succedere, poi ti dicono ma non avete fatto tante sforze, non avete combattuto, non avete lottato, ma contro il Nottingham ci siamo sbattuti contro un muro difensivo, poi abbiamo preso un gol che proprio potevamo evitare, avremmo potuto giocare meglio, fare tante cose meglio, però abbiamo sempre lottato, sempre combattuto,
cioè avevamo noi possesso, era un po' come sbattersi contro il muro, però lottare abbiamo lottato, lo facciamo sempre al 100%, ma sì, bisogna avere una convinzione, anche le capacità fisiche di fare tutto ciò. Cioè, questo spirito di combattimento, di lotta, non è una cosa che ci manca, noi ci combattiamo. Da quel punto di vista non abbiamo mai cambiato approccio, io non ho mai cambiato approccio, però adesso tutti pensano, ma no, non è che lottano, non fanno abbastanza bene, non lavorano, non fanno certi sforzi, però questo non è vero. Io magari... Cioè, io ovviamente è il mio lavoro pensare a quello che facciamo noi, non è il vostro lavoro. Voi mi fate delle domande, vi accontentate delle risposte, invece io non mi accontento delle risposte, perché per me è la mia vita, è il mio lavoro. Le conferenze stampa un po' nel passato erano facili, adesso non sono più facili, perché dover rispondere dopo aver perso delle partite è difficile, perché non hai ancora delle idee chiare in testa dopo una sconfitta, però anche questo fa parte del nostro lavoro. Io sono pagato proprio, guardo la pagabusta, per questo che sono pagato, anche per quello, gestire questi momenti, quindi voi ci potete criticare, avete anche ragione di farlo, e noi nel frattempo dobbiamo lavorare. Quindi la signora lì dietro, per favore, e poi diamo la parola a James Milner. Però col microfono, per favore. Grazie. Salve, Titti Improta, Canale 21 Napoli. La domanda che le faccio è proprio sul Napoli, dopo aver sentito le belle parole di elogio che ha fatto alla squadra anche Luciano Spalletti. Una squadra così fa più paura o accende più il desiderio di rivalsa nella squadra che affronta il Napoli? Io quando parlo degli aspetti positivi del Napoli, della partita in questo momento, è perché amo il calcio e quindi mi piace tantissimo quello che sta facendo il Napoli in questo momento. Quindi da quando abbiamo giocato contro il Napoli qualche settimana fa ho guardato qualche partita del Napoli per preparare questa partita e giocano bene, c'è poco da dire, giocano veramente bene, però non ho paura, questo non temo niente, però è una bella sfida, una sfida tosta, però tutto lì. Io rispetto tantissimo quello che stanno facendo, Luciano senz'altro rispetta anche noi, credo, e in questi ultimi anni è stato il caso, e adesso ci troviamo noi in una posizione un pochino più difficile rispetto alla posizione del Napoli. Non puoi mai essere sicuro che la prestazione nella prossima partita sarà ad un certo livello. Quando si vincono tante partite uno dopo l'altro bisogna cercare di mantenere quel livello di prestazione, però non ho paura, non vedo l'ora di giocare partita, anzi, grazie. Le parole di Klopp su Calcio Napoli 24 TV, c'è una sorta di spy story, non ho capito ieri cos'è successo alla fine di CN24 Live, signori, chi volesse illuminarmi è chiaramente bene accetto. Altri messaggi che arrivano ancora dalla chat di YouTube, la partita sarà possibile vederla non in chiaro, signori, credo che sia Sky chiaramente con Now TV a mostrare il match. Ale, ci resta da seguire Milner e da ascoltare Milner prima di collegarci di nuovo con Liverpool, però intanto volevo sottoporti quella che è una sfida molto interessante. Il Corsera dice che Lookman batte Kvara in cosa? In una statistica specifica, vale a dire la percentuale di dribbling riusciti rispetto a quelli tentati. Cioè Lookman quando va in dribbling ti salta più di quanto non faccia Kvaratskhelia, che qualche volta il pallone lo perde. Beh, non so la differenza tra i due, che anche conta in percentuale, però sì, effettivamente poi bisogna tutti a parlare di Kvaratskhelia, ma anche Lookman, vuol dire il Corsera sta facendo il suo. È stato sicuramente un grande acquisto per il Napoli, no, per l'Atalanta. Scusami, per l'Atalanta. Per l'Atalanta, però bisogna anche vedere in che situazione tu provi il dribbling, in che posizione di campo, se può portare qualcosa alla manovra oppure qualcosa che fine a se stesso. Contano un sacco di cose. Comunque Lookman
un ottimo calciatore, uno che quando ti punta tende a saltarti, anche perché è brevilineo, è molto tecnico, è molto veloce, è già al quinto gol in questo campionato, ha segnato 4 gol nelle ultime 5 partite, sicuramente è uno che tende a giocare a destra, però sicuramente può giocare a sinistra, quindi sia chi giocherà a sinistra nel Napoli, sia Di Lorenzo presumibilmente giocherà a destra, avrà un cliente abbastanza scomodo. James Milner sarà della gara, in base a quanto ci ha detto Manu nel Guardasole? Sì, se l'ha detto Manu mi fido, è lui che ha il polso della situazione lì a Liverpool. È un automa sto ragazzo. Milner fa veramente un calciatore che ci mette l'anima, è un cuore di Liverpool, quindi le due fasi. Le due fasi assolutamente, e nonostante l'età fisicamente continua a essere devastante in campo, quindi penso che se Klopp dovesse schierarlo voglio dire, avrà le sue motivazioni, sicuramente non è un premio alla carriera. Allora ascoltiamo le parole di James Milner. Prima, no, aspetta, abbiamo dei problemi. Abbiamo Gian Manuel. Noi dovevamo andare prima da Milner. Ti hanno chiamato in questo momento che stanno... Ah, perché già ci sono delle... Allora andiamo subito a Liverpool. Ci sta. Ci sono degli aggiornamenti. In poche parole sono già arrivati quelli che sono i protagonisti del pranzo UEFA. Quindi noi stiamo settando il collegamento anche per mostrarvi tutto in diretta. Avremo anche il menù, speriamo. Io ci tengo. È una nostra prerogativa. È una cosa a cui Noi ci tengo. Però lo sai che ho notato che non ci teniamo, solo noi a CN24 Live. Una volta al pranzo UEFA, credo fosse un pranzo di gala a margine del UEFA Player, non era il pallone d'oro, era il UEFA Player, a Sky facevano la stessa cosa. Cioè a un certo punto erano molto molto attenti al menù. Quindi credo che sia un gusto proprio italiano, il fatto di sapere cosa si mangia è una prerogativa italiana. Infatti che lo mangiano loro. Mangiano loro, noi no. Noi no. Sicuro, noi no. Ci arrangeremo con un panino anche, insomma. Il 1° novembre c'è un pranzo tipico a Napoli che si mangia il 1° novembre. Il torrone. Il torrone, giusto. Vabbè, il pranzo però, quello che stiamo parlando del dolce, è una cosa... Puoi mangiare pranzo, torrone a pranzo. Mangi il dolce, cioè, il dolce dopo il pranzo, che ne so, una lasagna, una roba del genere, no? Non lo so. Non lo sai. Facciamo un appello. Chi è che oggi provvede al tuo nutrimento? Io. Tu. Quindi tutto a te. Quello che ti vuoi cucinare, quello ti cucini, caro Alessandro Marrazzo. Siamo pronti. Per avermi dato questa libertà. Per andare a Liverpool c'è il nostro Manuel Guardasole. Vediamoci. Ci sta? Che viaggio fa sempre questa roba, diciamo, a sorpresa? Cioè non è che me lo puoi inquadrare prima. Inquadriamolo prima. Ah, grazie Biagio. Buongiorno di nuovo a Manuel Guardasole. Fammelo vedere e noi gli diamo il buongiorno. Perché dobbiamo fare questo fatto che salutiamo e non sappiamo se c'è? È una gag loro. Eccoci, ben ritrovati. Ciao Manuel. Ci siamo al centro di Liverpool, all'esterno di Art School Restaurant, dove ci sarà il pranzo UEFA fra Liverpool e Napoli. Napoli che è arrivato circa qualche minuto fa, avete già le immagini, quando volete potete mostrarle. È arrivato Edoardo De Laurentiis con Tommaso Bianchini, Cristiano Giuntoli, Lombardo ed altri membri del marketing e del commerciale della SSC Napoli, che quest'anno ho visto spesso in trasferta. Insomma, la dirigenza si è un po' allargata e chiaramente sono tutti qui per rappresentare il Napoli. Abbiamo provato ad entrare, questa volta abbiamo beccato il muro non di Anfield ma della dirigenza Liverpool, che non gradisce questo tipo di cose e quindi non ci ha dato accesso alla sala e al menù, purtroppo, ragazzi. Capita. Brutte notizie queste, Manu, eravamo pronti per ci avesse detto che Kvaratskhelia non era della partita, saremmo stati comunque tristi allo stesso livello, praticamente. Forse un po' meno anche.
Consoliamoci con quelle che chiaramente capisco, sono le ultime. Il nostro Manuel Guardasole Biagio nominava Cristiano Giuntoli, abbiamo anche beccato l'arrivo, quindi chiaramente mostriamo anche le immagini dell'arrivo del board, della dirigenza partenopea lì al pranzo UEFA. Ci ha detto il nostro Manuel che è una sorta di consuetudine. Aurelio De Laurentiis ovviamente non si trova in Inghilterra in questo momento, Manuel seguirà a distanza la partita. Facciamo anche un po' il punto, eccole qua le immagini splendide girate dal nostro Emanuele Bernardo, che è andato ad inquadrare tutti quelli che sono i protagonisti azzurri che escono uno alla volta, ovviamente, da questo che è un van che va a portare tutti. Ma quello chi è il... Ah sì, è Lombardo, è Lombardo. Nicola... pensavo dicessi quello dietro, che faceva non capire che quello fosse Lombardo. A me la vecchiaia mi ha preso così, mi ha preso così a me la vecchiaia. Che ci vuoi fare, caro Alessandro Marrazzo? Manuel, facciamo di nuovo il punto quindi sulle ultime di formazione, che è un po' quello che ci sta chiedendo il pubblico. Tra l'altro si aspettano anche di vederlo un po' di turnover per preservare quelli che sono stati i calciatori più usurati, diciamo così, in questo apertura di stagione. Sì, turnover che di fatto faranno entrambe le squadre, perché Klopp è stato chiaro, non possiamo battere 4-0 questo Napoli, è praticamente impossibile, e allo stesso tempo Spalletti nelle ultime due gare, Rangers e Liverpool, si è concesso la possibilità di cambiare un po', chiaramente, perché poi dopo c'è l'Atalanta, praticamente il Napoli arriva a Capodichino alle 5 stanotte. E quindi l'allenamento di domani sarà molto blando. Giovedì e venerdì gli unici due allenamenti prima di partire, alla volta per Bergamo. Andiamo alla formazione. Prima della squadra di casa, Klopp che ha poche certezze, Alisson tra i pali e il tridente Firmino, Nunez, Salah. A questo tridente, nel caso puntasse su un 4-2-3-1 più offensivo, più spettacolare, anche per provare a attaccare il Napoli e fare una partita diversa. Si è parlato tanto del fatto che subiscono spesso il primo gol del match, vanno spesso in vantaggio e sono costretti a rimontare. Potrebbero optare per un 4-2-3-1 con Carvalho. In difesa invece ti dico che ci sono tantissimi dubbi. Tsimikas giocherà al posto di Robertson e sembra quasi una certezza per tutti qui. Al fianco di Konaté, che sarà confermato, qualcuno da Joe Gomez, qualcuno Van Dijk, quindi potrebbe riposare anche Van Dijk stasera, però poi già gioca Tsimikas, scusate, già rientra Konaté, mi sembra difficile che possa riposare anche lui. Sulla destra il ballottaggio è fra Arnold e il giovane Ramsey, che è arrivato in estate e non ha praticamente mai giocato, o dall'inizio a gara in corso ci sarà il suo debutto, arrivato quest'estate dall'Aberdeen. Per quanto riguarda il centrocampo, Henderson e Thiago sembrano confermati, ma resta il dubbio se possa giocare Milner, che ha parlato ieri, Fabinho, insomma tanti dubbi per Klopp. I dubbi dei colleghi di qui sono legati al fatto che Klopp ha fatto capire che la partita col Tottenham e le prossime gare di Premier League sono cruciali per il cammino e di questa stagione del Liverpool, e stasera potrebbe preservare un po' di uomini chiave. Per quanto riguarda Luciano Spalletti, Meret tra i pali, in difesa Di Lorenzo e Olivera sulle fasce. Ostigard sembra favorito su Juan Jesus, ma per caratteristiche potrebbe anche adattarsi meglio Juan Jesus a quello che è l'attacco del Liverpool, con Kim che è un insostituibile come lui e Lobotka del centrocampo. Ndombele sembra essere favorito su Anguissa, con Zielinski a sinistra. Politano, Kvara sulle fasce, davanti si getta la monetina e si prega, perché comunque caschi bene con Osimhen, Raspadori e Simeone. La scelta definitiva la farà e la comunicherà soltanto più tardi con la riunione tecnica pre-match. Volevo fare una considerazione con te, Manu. Sia il Liverpool che il Napoli hanno due sfide importanti di campionato nel fine settimana, l'Atalanta e il Napoli a Bergamo, mentre il Liverpool andrà ad affrontare il Tottenham. È importante, cioè fondamentale un aspetto secondo me, come il Napoli sia cresciuto, Manu, tanto da poter, tra virgolette, azzardare un turnover in Champions al risultato acquisito
pensando a quello che sarà il prossimo impegno di campionato. Cioè, generalmente siamo abituati a vedere l'opposto, cioè a fare turnover in campionato perché poi c'è da giocarsi una partita importantissima in Champions League. Anche in questo si nota proprio la crescita di questo Napoli e i risultati eccezionali che sta ottenendo, no? Verissimo, e mi lego alla tua di considerazione con la mia che facevo ieri sera. Anche il fatto che oggi leggi la formazione del Liverpool, al di là dei cambi che possa fare, non hai quel timore reverenziale che avevi prima e puoi giocare con Raspadori piuttosto che Kvara, puoi giocare con Simeone piuttosto che con Osimhen, puoi giocare con Lozano piuttosto che Politano, Mario Rio Olivera, in difesa Jesus e Ostigard hanno dato certezze, Ndombele ha fatto bene. Forse non hai un sostituto di Lobotka, ma poi per il resto hai la possibilità di giocare con qualsiasi calciatore attualmente in rosa e che ha trovato minutaggio, perché al di là delle caratteristiche che sono tutte molto diverse fra i calciatori fra i quali puoi scegliere Luciano Spalletti, hai la certezza o la quasi certezza che metti in campo una squadra seria che difficilmente fa brutte figure o può incappare nella giornata completamente storta, perché probabilmente, e ce l'hanno detto in tutte le salse, anche ieri ha insistito sia Mario Rui che Spalletti su questo, la vera forza di questo Napoli è il sacrificio degli uni per gli altri, di come in campo vanno ad occupare bene gli spazi, di come si scambiano posizione, di come vanno a cercare di dare un giusto contributo ai compagni. E insomma è questa la vera forza in questo momento di questa squadra ed è quello che dicevi tu. Oggi è stata costruita una rosa lunga, forte, con caratteristiche molto diverse, quindi variegata ed duttile, e anche contro un Liverpool puoi permetterti 3, 4, 5 cambi senza che cambi la sostanza della squadra, e questo va dato merito alla società per la squadra costruita, ma va dato secondo me tanto merito a Luciano Spalletti per aver creato un gruppo coeso e per aver portato in campo delle idee che chiunque gioca sa applicare. Tutto chiaro Manuel, giusto per salutarci volevo chiederti se avete incontrato dei tifosi napoletani questa mattina, se avete insomma avuto modo di ecco, appunto, vedere un po' il polso della situazione rispetto all'arrivo della tifoseria ospite. Sì, vi faccio insomma un resoconto di quelli che ho incontrato fra ieri sera ed oggi. Allora, sono tanti quelli che vivono qui. Chi vive qui ed è italiano, anche se... senza virgolettati, però ti spiego tutto ciò che mi hanno detto. Partendo da quelli che vivono qui, tifosi del Napoli e non, cioè simpatizzanti italiani, saranno tutti allo stadio, saranno immersi in ogni settore. Gli è stato consigliato di non esultare in caso di gol del Napoli se sono in altri settori diversi da quello del settore ospiti, però ti posso assicurare che sono ovunque. Molti tifosi italiani che vivono qui, napoletani, hanno addirittura acquistato 2 box, sai, quegli skybox che sono in alto dove ceni, vedi la partita in compagnia, in gruppo circa 12-15 persone, e anche lì ci sono 2 gruppi di tifosi napoletani che hanno acquistato box e saranno allo stadio. Quelli del settore ospiti arrivano praticamente tutti oggi, in charter o in volo, qui a Liverpool o a Manchester, e quindi arriveranno per le strade di Liverpool in centro in queste ore. Ti posso assicurare però che saranno tanti, e saranno tanti in tutti i settori. E allora a noi non resta che augurarvi buon lavoro, chiaramente ci ritroviamo nel pomeriggio, sono certo, con un ampio pre e post partita, live reaction qui su Calcio Napoli 24 TV, un saluto e grazie ovviamente anche non solo a Manuel Guardasole ma a Emanuele Bernardo. Tra l'altro Manuel, prima abbiamo ricevuto un messaggio, diceva speriamo, o meglio dicevano contro l'Atalanta sarebbe meglio affrontare Luke San rispetto a Lookman, sei d'accordo? Io ce l'ho al fantacalcio, ci scherzo molto su questa cosa. Quando segna Lookman mando un mio selfie nel gruppo così per deriderli un po'. Però è molto forte, è molto forte, è sicuramente preoccupante. Forse sarebbe meglio giocare contro di me che contro l'esterno dell'Atalanta. Ciao Manuel, buon lavoro, un abbraccio. Grazie ragazzi, buon lavoro a voi. Ritorniamo in studio con le immagini, grazie ovviamente a Manuel Guardasole ed Emanuele Bernardo da Liverpool. Abbiamo da mostrare le immagini del torneo.
del torneo AICS. Qui, signori, Alessandro Marazzo, sto per insomma ufficializzare quella che era una trattativa che serpeggiava un po' tra le stanze di Calcio Napoli 24, Calcio Napoli 24 TV. Io adesso sto per farti la proposta ufficiale. C'è un torneo al quale una rappresentanza di Calcio Napoli 24 parteciperà e dicono che tu possa essere il grande acquisto di questa squadra. Fantamercato, ma sei su piazza oppure no? Cioè, sei alla ricerca sei alla ricerca di una sfida. Sei alla ricerca di una sfida oppure no? O hai appeso gli scarpini al chiodo? È quella la... Li ho appesi. Quindi hai appeso, quindi non giocherai questo torneo, lo possiamo dire in maniera ufficiale. Lo possiamo dire in maniera ufficiale. Signori, abbiamo una notizia, abbiamo il titolo da primo piano, lo dico anche insomma a vantaggio di chi... Calcio è bugia, però. Ah, il tuo amico Benitez te l'ha insegnate. Ad ogni modo, torneo AICS qui per Calcio Napoli 24 TV, gli highlights di questa settimana. La terza giornata della Neapolis Cup, la Goal Collection parte dal campo Marianella Stornaiolo di Arzano per Casalvatore Atletico Neapolis, dove apre le marcature il figlio del prodigo Gianni Gallifuoco al ritorno in maglia bianca-azzurra. Sigla gol del 1-0 con questo pallonetto straordinario. Dopo una piccola parentesi lontano da casa, pareggia i conti la rinascita a Casalvatore con il suo bomber di razza Gaetano D'Andrea. Con questo tap-in vincente, gara divertentissima, gara accesissima, ancora il Casalvatore in fase offensiva, si gira benissimo stavolta il numero 10, si dà la sua doppietta personale, 2-1 per il Casalvatore, al segno di nuovo Gaetano D'Andrea. Lancio lungo per l'Atletico Neapolis, esce non benissimo l'estremo difensore Davide Gala, ci ha abituato negli anni a gol di questo prestigio. Sigla gol del 2-2, partita quasi finita, siamo nei minuti di recupero. L'assalto alla porta avversaria della rinascita Casalvatore porta i suoi frutti e Vincenzo Pecorella sigla il gol del 3-2 finale. 3 punti pesantissimi per il Casalvatore. Tra San Giacomo Cavizzano e Arcis Campia e la doppietta di Giuseppe Sifo a decidere le sorti della partita. Il primo gol dagli 11 metri, il secondo gol arriva dopo questa discesa sulla sinistra e tap-in vincente di Giuseppe Sifo, 2-0 per la Ciscampia. Sempre allo stesso campo, il giorno dopo, San Francesco Vamoseco, gara ricca di gol per le marcature Antonio Capone per la Vamoseco, che si porta in vantaggio dopo pochi minuti, ma è Alfonso Sgolò a pareggiare i conti subito dopo. Partita veramente viva, partita ricchissima di gol, dal risultato in bilico. Approfitta di questo errore difensivo Vincenzo Andretti e porta in vantaggio la Vamoseco per 2-1. Il solito Antonio Capone in area di rigore approfitta e sigla gol del 3-1, partita che sembra finita, ma ci pensa Pasquale Granata a riaprire le sorti del match, portando con questo diagonale bello, preciso, e andando a festeggiare sotto
i distinti dei suoi tifosi il 3-2 con questo tiro cross dove nessuno avrebbe potuto fare qualcosa. Se chiunque fosse stato in porta avrebbe subito il gol di Riccardo Ruocco, che poi approfitta di questa svarione difensiva e sigla il gol della finale 5-2. Vediamo dunque i risultati di giornata. La Spingegneria vince in casa contro la United Boys San Giorgio, stesso risultato all'inglese per la Ciscampia contro San Giacomo. Casavatore Atletico Napoli si finisce 3-2 per i padroni di casa. FC San Lorenzo vince in casa della Napoli Random. Abbiamo appena visto il video tra San Francesco e Vamosseco, partita finita 5-2 per gli ospiti. La Feb che fa del centro-est il suo fortino, vince in casa 3-1 contro la San Ferdinando, e Arcinapoli cade contro i cugini della Napoli United. Lettura delle classifiche: per il gruppo A comandano Spingegneria United Boys San Giorgio, segue Virtus Ottocalli però con una gara in meno, poi Atletico San Lorenzo e Real Opronti. Per il gruppo B Ciscampia di Nascita Casavatore sono distanti solo di un punto, restano a 3 punti San Giacomo Calvizzano e Atletico Neapolis, ma è il girone più aperto di questa coppa. Per il girone C, Real Sergio Cantore e FC San Lorenzo comandano a 6, Vamosseco e San Francesco seguono a 3, ma Vamosseco e Real Sergio Cantore hanno una partita in meno. Chiude Napoli Random il girone. Gruppo D, AS di Scampia, Feb Soccer a 6, San Ferdinando, Napoli United a 3, Arcinapoli a 0. Freme il calcio mercato, si spera che la scuola di calcio Napoli 24 riesca a piazzare il colpo Alessandro Marrazzo. Che non si sbilancia, signori, che non si sbilancia, si è trincerato dietro un silenzio machiavellico per il nostro Alessandro Marrazzo, che per fortuna invece ci ha aggiornato rispetto a quelle che sono le tematiche di Casa Napoli, che quindi andiamo a ringraziare. Grazie alle per essere stato oggi con noi. Grazie Vincenzo, grazie a tutti. Grazie al nostro regista Biagio Barone, chiaramente a tutta la redazione, all'ufficio stampa di Calcio Napoli 24 Live. Un saluto da Vincenzo Credendino, vi auguro un buon proseguimento di giornata e a l'ampio prepartita di Liverpool Napoli.